ho scelto di fare rappresentante sindacale, rappresentante dei lavoratori tutti, per la disuguaglianza sociale e economica a qualsiasi tipo. Bisogna creare una società e un lavoro che dia bellezza, guadagno e valore. Quindi bellezza fondamentalmente con lavoro piaccia, guadagno che ci permetta di vivere una vita dignitosa e comunque che valga la pena di essere vissuta, e valore appunto che porti beneficio a noi e agli altri. Con questo tipo di valore nel cuore io ho cercato di fare la mia prima esperienza come delegata sindacale. La storia mia e dei miei iscritti al sindacato come giovani del sindacato nasce per un'esigenza personale di cambio contrattuale che è avvenuta a fine del 2016. E siamo quindi iscritti al sindacato da 4 mesi, però la voglia di fare è tanta e anche la passione. Passione e coraggio perché abbiamo aperto un dialogo con l'azienda che ci ha permesso di creare una cultura anche oltre che sul lavoratore, anche verso il nostro datore di lavoro, che sia aperto a un'inclusione del lavoratore nelle attività dell'azienda. La nostra presenza nel sindacato procede di pari passo con un piano aziendale che prevede un patto di partecipazione, un patto dove naturalmente verrà chiesto anche di metterci del nostro tempo personale per la crescita aziendale.